Sono stati tanti i cittadini che si sono presentati spontaneamente all'appello del WWF per un'azione di sensibilizzazione rivolta a mantenere pulito il porto turistico di San Leone ad Agrigento nella giornata di domenica mattina. Il WWF Sicilia Area Mediterranea, presieduto dall'architetto Giuseppe Mazzotta, aveva raccolto l'appello dell'attività commerciale Mare Blu per intervenire in quel sito e così, coinvolgendo i ragazzi del Friday for Future di Agrigento e della Nica Ollus in 4 e 48 si è organizzato l'evento. Sono stati raccolti una grande quantità di sacchi di rifiuti divisi secondo il regolamento comunale in vetro, plastica e metalli non differenziabili che il Comune provvederà a ritirare nelle prossime ore. Noi WWF Sicilia Area Mediterranea abbiamo organizzato questo evento perché richiesti dai cittadini di Agrigento e così ci è sembrato utile e fondamentale intervenire in questa opera di sensibilizzazione, perché quando sono i cittadini stessi a chiederti di intervenire vuol dire che, come dire, l'humus funziona, l'humus esiste e noi ci siamo e noi ci saremo col WWF ad Agrigento, a San Leone, al porto turistico a pulire ciò che purtroppo non la natura ma i cittadini hanno abbandonato. Grazie a tutti gli agrigentini. Salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema urbano è uno dei nostri punti più importanti. Noi come Fridays for Future aiutiamo e soprattutto puliamo tutti i posti che vengono maltrattati, dove ci sono discariche e altro, così da dare un segnale forte non solo al comune ma anche a tutta la cittadinanza, che i ragazzi, soprattutto i giovani Fridays for Future, non va bene questa situazione e il degrado ambientale che la nostra popolazione ha causato alla nostra terra. Ci troviamo qui oggi per pulire il porto turistico di San Leone, quindi per dare vita di nuovo a questo porto al mare, sperando che da domani non ci ritroviamo di nuovo in queste condizioni, quindi cerchiamo di sensibilizzare un po' tutti e cercare di mantenere un po' tutto pulito.